In Veneto la Guardia di Finanza scopre 2.300 falsi poveri che godevano dell'esenzione dal ticket sanitario. Il governatore Zaia dice: mi vergogno di questi dati. Luca Colombo. Anni 2009 e 10, 85.000 euro di ticket evasi, 350.000 di sanzioni. I furbi dell'autocertificazione, 2.353, quelli scovati finora in Veneto dalla Guardia di Finanza, uno straniero su 5, sono per lo più lavoratori dipendenti con reddito fra 20 e 25.000 euro. Ma la soglia d'esenzione dal ticket sanitario è di 8.263 euro, aumentabile in base al numero di persone a carico. Spiccano il funzionario pubblico, 45.000 euro l'anno, e l'imprenditore che si dichiara senza lavoro e supera i 100.000 euro. Sottraggono risorse agli aventi diritto, ai veri poveri, e ormai non c'è più spazio e tempo per comportarsi in modo inadeguato sul piano etico. Obiettivo: la verifica totale, la prima di queste entità in Italia d'intesa con la Regione nel segno dell'impegno civico. Grazie alla Guardia di Finanza, il generale Cretella, tutti i suoi uomini e il generale De Bidda per quello che è stato fatto. Era una collaborazione doverosa questa tra la Regione e la Guardia di Finanza, sarebbe il caso di dire finalmente? Beh, direi di sì, anche perché io l'ho avviata dal primo giorno e la Guardia di Finanza ha tutta la preparazione e la professionalità che ha, che noi non abbiamo. Parliamo di spiagge, quelle a pagamento dovrebbero